due squadre, prima in classifica 18 punti. In caso di vittoria, una delle due squadre, quella che ovviamente vincerebbe oggi, sarebbe prima in classifica. Attenzione al tiro e al gol, il primo gol della partita dopo 2 minuti, 1-0 per il Cotton Club. Ci cerca il miglior posizionamento, preferisce poi ripartire direttamente dalla difesa, pressing altissimo da parte di quelli del Cotton che recuperano palla davanti alla porta, conclusione 2-0, segna Lefebvre, partenza incredibile del Cotton Club qui al Ciriaci. Fraseggio che non lascia scampo agli avversari col Cotton che attacca vertice sinistro dell'area di rigore, conclusione, arriva anche il terzo gol da parte della squadra di casa, 3-0 al 16esimo, a 9 dalla fine di questo primo tempo. Che la batte in questo momento con le mani, affollamento di maglie nere però in area che vanno a difendere, attenzione perché arriva però questo gol che riapre la partita da parte di Ponziani, 3-1 proprio al primo minuto del secondo tempo. Tentativo di pressing degli attaccanti del Cotton, ne salta addirittura a 2, allarga sulla sinistra per Morezzi, palla in mezzo, tiro e arriva il 3-2, accorcia le distanze il Bacci grazie al gol di Caponetti.